Sì, buonasera, sono il direttore sanitario dell'azienda regionale Coordinamento Salute. Ecco, buonasera. le dico subito una cosa. Quando io vedo un dirigente e non vedo i politici, ho sempre qualche sensazione, perché io avevo chiesto a Riccardi di collegarsi, che è il vicepresidente della Regione Friuli, e trovo lei. Ora, a me va bene tutto, però siccome c'è una variante importante politica, ecco, per carità, non se la prenda se io mi arrabbio con lei. Queste mascherine sono di oggi, è questo il dramma, è questa la nefandezza che non avrei mai voluto raccontare. Queste mascherine sono di oggi. Ascoltate cosa raccontano a Rebecca Pecori alcune persone. Sono tornate, sono ritornate. Ho anche detto, attenzione, sono tornate le cinesine. Le chiamano così gli operatori sanitari degli ospedali di Trieste. Mascherine senza simbolo CE sulla confezione e senza indicazione del produttore. E ormai sono passati 1 anno e mezzo da quando è scoppiata questa pandemia. Effettivamente ci sono ancora mascherine in giro con l'assenza sulla stessa di indicazioni del produttore o del percorso che si potrebbe fare per individuare la qualità della mascherina. Cioè sono veramente identiche, solo che qui c'è scritto non medico e qui c'è questo. Quando vedi queste cose qua, uno si preoccupa. Come è possibile? Una non medica, una medica. Qual è la differenza? Dove sta la differenza? Guarda che c'è il marchio qua cinese, qui. Una confezione di cartone la faccio in qualsiasi parte, ma la mascherina non so da dove arriva. Non c'è nessuna marcatura, non c'è il marchio CE. Per quanto mi riguarda potrebbe averle fatte mia nonna con i ritagli delle federe queste mascherine. Quindi dal grafico, com'è questa mascherina? Una schifezza, abbiamo una maschera che fa passare almeno 10 volte di più di quello che sarebbe consentito. Il rischio contagio è altissimo. Una schifezza, lo dicono gente... Dottor Giletti, mi scusi, Sì. Ho rapidamente, durante questo breve intervallo, diciamo, ho chiesto ai responsabili del magazzino che mi dicono, salvo verifica, diciamo, che faremo domani più accuratamente, che queste mascherine non sono passate dal magazzino generale della regione Friuli Venezia Giulia. Questo lo dice lei, noi l'abbiamo però in mano. È una mascherina che non rispetta la norma, ma di gran lunga. Non è proprio classificabile in Europa questa mascherina. Quindi con una mascherina del genere non si potrebbe andare in un reparto Covid con pazienti infetti? Ah, per potere puoi se vuoi lasciarci la pelle. Però dovresti almeno saperlo. Allora, però queste sono circolano oggi.
bisogna cercare di capire come, da dove arrivano, chi le fa entrare. Ovvio che io non posso essere l'accusatore di una situazione. Mi sono state date da persone che stanno all'interno di un sistema, le abbiamo portate a analizzare e sono evidentemente, mi sembra abbia detto, schifose il laboratorio. È nostra premura metterci a disposizione a servizio vostro.